Silvia, a breve parti per la tua prima Paralimpiade, sei emozionata? Sì, sono molto emozionata perché appunto è la primissima esperienza, non sappiamo bene che cosa troveremo, come sarà l'ambiente, però sì, sono emozionata e soprattutto non vedevo l'ora. Sì, diciamo che abbiamo avuto diversi risultati e che questo comunque porterà a noi un sacco di carica e un sacco di voglia comunque di fare ancora meglio e di migliorare quello che è stato il nostro risultato in campo internazionale e non solo europeo. Chiaro è che purtroppo veniamo da un periodo in cui non abbiamo avuto l'opportunità di confrontarci con altre squadre, però abbiamo mantenuto comunque alto il livello di allenamento in ritiro e quindi dai, qualcosa di positivo potremo riuscire a fare. Devo dire che anche questa esperienza di conoscere diversi atleti che comunque non fanno parte soltanto della disciplina della pallavolo, del sit in volley, mi emoziona un sacco. Io ho avuto modo di conoscere Asia Pellizzari e quindi sarà comunque emozionante trovarla lì nel villaggio olimpico nonostante abiti qui a 10 km da me. Quindi anche quello, conoscere nuovi sport, nuove attività, nuovi atleti, nuove storie soprattutto sarà veramente una cosa straordinaria. E con la preparazione come sta andando? Allora, con la preparazione siamo agli sgoccioli e quando siamo agli sgoccioli si sa ormai non se ne può più, però diciamo che l'obiettivo è talmente vicino che ormai bisogna stringere i denti e cercare di portare a casa anche gli ultimi allenamenti. Quest'ultima settimana è stata anche abbastanza intensa perché comunque ho visto il personal trainer almeno una volta al giorno, quando non c'era lui mi sono allenata da sola, quindi sto guardando il traguardo finale e sto dicendo devo arrivare lì con la consapevolezza che ho fatto tutti gli allenamenti che potevo fare e se le cose non sono andate bene almeno io sono a posto.